Buonasera, benvenuti. Ci accingiamo a presentare il bellissimo volume di Fabio Benzi, uscito per le edizioni La nave di Teseo, dedicato a Giorgio De Chirico, la vita e l'opera. E devo dire che è una piacevole consuetudine ormai la nostra, da parte dell'Accademia Nazionale di San Luca, con la Fondazione Giorgio e Elisa De Chirico, di presentare, diciamo, in diverse occasioni l'attività editoriale. Devo dire un'attività che a partire dalla metafisica quaderni della Fondazione Giorgio e Elisa De Chirico del 2002 e in poi si è andata accelerando con uscite straordinarie, di cui questa fatica di Fabio Benzi è l'ultima, ma recentemente anche mi pare di ricordare è quella di Dottori dedicata a Giorgio De Chirico e la filosofia, dal titolo Immagini e metafisiche, oltre che, diciamo, ritrovato vigore nel dare apertura al catalogo a suo tempo iniziato, mi pare nell'83, nel 71 di Claudio Bruni Sakrajstik, che ha visto la luce per i primi sette volumi in diversi tomi fino all'86. Poi nell'87, fino all'86, con supporto, diciamo, in gran parte soprattutto per le cose iniziali, per i primi volumi del maestro stesso. Poi invece con il contributo di Isa Del Chirico, di Isabella Far Del Chirico, e con Giuliano Briganti, con l'affiancamento per l'8º volume, questo soprattutto uscito nell'87. Bene, a partire dal 2014, la Fondazione ha cominciato a pubblicare con Maretti dei cataloghi ragionati a completamento di quello che era stato tralasciato, non ancora conosciuto. E quindi l'attività editoriale, dicevo, è un'attività incredibile. Dal punto di vista editoriale segnalo che già nei primi numeri, fatto cenno nel 2002, Iore De Sanna, di cui mi pare Fabio Benzi abbia una grande opinione, abbia restituito e forse contribuito a ristabilire a Carrel con Breton, costruendo tutte le lettere di De Chirico con Paul Eluard e André Breton, e che quindi si è segnalata come prima occasione di messa a punto di qualche ombra e di qualche cosa di eccessivo e di stravolto, come da molto tempo, appunto come ricorda Fabio Benzi, sta avvenendo nei confronti dell'attività del grande maestro, per citare le parole di Paolo Picozza, diciamo vasta come l'oceano. A proposito del libro di De Chirico, lui parla di una ricerca essenziale, chiara e verificata, ma voglio ricordare anche le parole dello stesso Benzi, che restituiscono il senso di questa straordinaria avventura pluridecennale per quanto attiene agli studi. Lo scopo di questa monografia è anche e soprattutto di riproporre la figura di De Chirico in termini filologicamente corretti, ben consapevoli che tuttavia l'enigma che qualche volta con meraviglia si riesce a sciogliere è un nodo gordiano così complesso che fortunatamente nessuno riuscirà mai a risolvere completamente, e che è anche la sostanza primaria del valore enorme della sua opera, di tutta la sua opera. Questo mi pare che condensi un po' la problematica di tutto il volume, che percorre in 31 capitoli filologicamente molto accurati, perché si vede che Fabio Benzi non restituisce nel corpus del volume la bibliografia sterminata, dice giustamente che sarebbe voluto un altro libro, però si vede che lui l'ha compulsata tutta quanta e si permette pertanto di poter correggere, avendo grande apprezzamento nei confronti dei pionieri. Penso alla metafisica schiarita di Maurizio Calvesi dell'82, ma anche alle 3 opericciole pubblicate con De Luca da Maurizio Fador dell'Arco, con alcuni accorgimenti suggeriti dalle nuove scoperte archivistiche e con una rilettura più corretta dei documenti. Lui riesce in qualche modo a riconnettere una sorta di ripulizia di quello che è il senso della lettura di un maestro così gigante, del più grande maestro del Novecento italiano probabilmente. E quindi la dimensione del sogno, del mistero del mondo e della memoria, l'enigma, il non senso universale vengono ripercorsi attraverso queste tappe che vanno dalla formazione in Grecia, gli anni giovanili, poi il trasferimento a Monaco di Baviera, a Milano, Firenze, eccetera, con una precisione, con un'acribia filologica, un termine un po' suggestivo, ma soprattutto con l'intelligenza e la volontà di volare alto. Io ho visto alcuni accorgimenti, il volume di 550 pagine è
diciamo, segnato dalla presenza di 350 illustrazioni, di cui oltre 300 sono di De Chirico, ma molte sono di accompagnamento, quasi a suggerire delle derivazioni, delle vicinanze o delle consonanze, per cui per esempio è bellissimo che nel pre-metafisico, come viene definito, processione su un monte del 10, nella via civica di Brescia, si premuri di accompagnare l'immagine dell'opera del 10 appunto con una cosa di Camillo, con un'opera sola di Camillo Innocenti, così come fa sorprendentemente per l'enigma di un pomeriggio d'autunno, sempre del 10, addirittura con la tribia di dire settembre-ottobre, il primo del 10, ottobre-novembre, il secondo, quello del pomeriggio, dove fa l'accostamento tra Rousseau e il Doganiere per le figurine vicino alla scultura, l'immagine della piazza di Santa Maria Novella, insomma con delle accensioni pirotecniche nella scelta degli elementi di riferimento davvero sorprendenti e piacevolissimi, che tolgono qualsiasi dimensione appunto accademica, filologica. È un percorso molto sereno, molto pacato, molto gentile, che non rinuncia anche ai colpi di fioretto, ma con grande stile e con grande eleganza. Grazie Fabio. La parola al professor Pipolla. Buon pomeriggio a tutti. Abbiamo iniziato pressoché in orario, smentendo che i romani sono ritardatari, perché abbiamo iniziato alle 6:08, non 18:08. E vi ricordo oggi che è un giorno di caldo, auspicando un ventilatore, qualcosa, ci tassiamo, perché dato che noi ormai siamo di casa qui, no? Quindi aspettiamo. E ringrazio innanzitutto l'ospite che ci accoglie, che è un infaticabile lettore di libri, perché come ha parlato significa che il libro l'hai letto e che è un libro facile, che sono 500 pagine, no? Quindi è un ringraziamento che è venuto ricordando l'ultimo incontro. Qui oggi fa caldo, lì c'è stato quel diluvio pazzesco a Roma il 20 novembre, che era l'anniversario, il 40° della morte di De Chirico, e quindi eravamo molto pochi. Anche un dispiacere che avevamo preparato un bel buffet e che poi è andato a vuoto. Qui per sicurezza, avendo avuto pure qualche rimostranza oggi, non c'è nessun buffet, però l'acqua è a volontà, questo mi pare che si possa passare. Un ringraziamento ai presenti, un ringraziamento alla casa editrice, e parlando di De Chirico oggi io devo parlare per introdurre della Fondazione De Chirico, perché oggi credo che si possa parlare di De Chirico solo parlando attraverso il lavoro di 35 anni, a voler essere precisi, che la Fondazione ha fatto, di un lavoro di recupero storico, documentale, che poi permette, non perché all'amico Fabio Benzi mancassero le capacità, però non solo parlando, riunendoci, vedendoci, eccetera, ma ha preso da quell'enorme miniera di documenti che la Fondazione in questi anni ha tirato fuori, oltre 400, diffusi soprattutto dalla rivista dell'arte metafisica, il cui primo numero fu presentato all'Accademia dei Lincei proprio dal professor Claudio Strinati. Sono passati un po' di anni, e attraverso una serie di mostre, come ricordava, di cataloghi. Quindi abbiamo oggi una esplosione, direi quasi eccessiva, di De Chirico, che mette a dura prova le poche forze della Fondazione, per cui abbiamo, e lo devo per forza indicare, ben 4 mostre quest'anno: Genova, 100 opere a cura di Victoria Noel Johnson; Torino, straordinaria perché porta De Chirico con la modernità, con tutti gli autori. Non so poi se De Chirico vi avrebbe fatto piacere vedere quello che hanno realizzato, però che si sono ispirati a De Chirico. Anzi, domani su Sky Arte fa proprio un documentario sulla questa mostra fatta da Canova. Poi
la mostra che verrà fatta a Milano da Massimo Barbero a Palazzo Reale a 50 anni dalla mostra del 1970, per non parlare di una mostra sul declinico surrealismo belga a Monza, dove la fondazione è stata presente, e anche quella mostra che c'è alla Fondazione Magnani Rocca sul declinico Savigno, dove ci sono dei quadri di grande spessore. A livello di documentazione abbiamo presentato l'altra volta il libro delle lettere di Elena Pontigia, poi è uscito l'altro volume del professor Dottori, che l'ha presentato un po' a tutta Italia, sta facendo il commesso viaggiatore a presentare questo libro, perché far capire poi il pensiero di un filosofo non è facilissimo, e si conclude questa, se vogliamo, terzo elemento col libro di Benzi. Il libro di Benzi, che è un precipitato di lavoro che lui ha fatto. Benzi si è molto vicino, devo ricordare di Benzi la mostra in Turchia, la prima mostra fatta in territorio asiatico, poi c'è stata quella in Russia, in Spagna, però una cosa veramente importante. E poi non vedo però Ruggero Savigno in questo lascito, però glielo dirò quando arriverà, che anche Benzi tratta. De Chirico ha spiegato una cosa, e aveva capito una cosa, che la pittura veniva meno, e forse De Chirico è stato l'ultimo grande pittore. E mi piace ricordare quello che diceva Ione De Sanna, cui l'ha ricordato il professor Moschini, sono 15 anni della sua scomparsa tragica, in cui abbiamo cercato, non sempre, di seguirne la linea, che però tutta la pittura dal Rinascimento in poi confluiva su De Chirico, che poi riprendeva il problema della tecnica. Mi ha fatto molto piacere in quel libretto di Ruggero Savigno il senso della pittura, che riprende proprio la tematica della tecnica pittorica. Ha detto che veniva, poi è accademico di San Luca. Cosa dire della scelta a questo punto di chi poteva presentare questo monumentale volume? E proprio su questo fatto che De Chirico riparte e riprende dal Rinascimento, nella mostra di Torino ci sono 3 disegni da Michelangelo, oltre che un originale disegno di Michelangelo, che era un po' il discorso della De Sanna. Chi poteva, a parte l'amicizia trentennale, a parte la vicinanza con la fondazione del professor Claudio Strinati, che ci è stato sempre vicino in quest'anni, ha scritto tante cose per noi, presenta, ma a prescindere da problemi personali, l'unica persona, secondo me, dotata di quella cultura classica, storica, che può presentare degnamente questo libro è proprio Claudio Strinati. Al di là dei rapporti di amicizia tra Benzi e Strinati, al di là dei rapporti tra me e Strinati, però effettivamente è l'unico che riuscirà a dare una continuità del libro che ha scritto Benzi, che non a caso si chiama un titolo forse un po' filologicamente incidente, esatto, si dice la vita e le opere, no, qui si dice la vita e l'opera, perché Benzi dimostra che l'opera di De Chirico è uno come è unica De Chirico. Poi nella scelta dell'altro relatore abbiamo fatto un salto di avere una persona che pure ha lavorato per la fondazione, ricordo la mostra fatta a Valencia, la prima mostra sull'architettura, poi sostanzialmente si è fermato uno dei discorsi inesplorati, e il professor Trione, preside della facoltà di comunicazione di Milano, e che ha delle idee molto innovative. Quindi era questa presentazione come anticipazione di un lavoro che dovrà essere continuato, ci vorrà ancora molto tempo, e probabilmente io spero che per l'anno prossimo, sempre per la nave di Teseo, la nave di Teseo poi significa Umberto Eco, significa Elisabetta Sgarbi,
speriamo di portare a termine anche il secondo volume, però ridotto in un volume unico, dell'opera Omnia De Chirico. Cioè, mentre conosciamo lui di tutto di De Chirico fino agli anni 45-50, poi abbiamo una frammentazione di scritti, di cose, eccetera, della sua polemica con l'arte moderna che i più non colgono. Il professor Trione mi ha promesso, e conferma di fronte a testimoni pubblici, che vorrà occuparsi proprio di questo tema, perché è un tema profondo, non compreso e inesplorato, un tema dove sembra che De Chirico sia perdente, ma probabilmente non lo è. E con questo termino lasciando la parola e approfittando dell'occasione come Presidente della Fondazione non solo di ringraziare l'ospite, ma di ringraziare i miei collaboratori, tutte le persone che hanno lavorato, perché questo lavoro, io dico veramente straordinario, che la Fondazione ha fatto in oltre 30 anni, ha portato a sdoganare De Chirico, e questo Benzi ci riesce alla grande, e anche con una certa cattiveria, quando vuole si mette una certa perfidia, per cui basta con Breton, ridimensioniamo, basta con le solite cose, guardiamo avanti e collaboriamo con De Chirico. E poi chiudo dicendo, signori, De Chirico non si studia, si ama, e amandolo si studia, si approfondisce senza nessun principio di ortodossia. La verità fa liberi tutti quanti, però dalla verità che stiamo scoprendo la figura di De Chirico viene sempre più ingigantita, di un grande uomo, di un uomo libero, di un uomo che era contro il potere e perciò bastonato da tutti sostanzialmente, però che è stato coerente alle sue idee. Grazie. Grazie all'avvocato Paolo Picozza. La parola a Vincenzo Trione, i titoli accademici già li ha indicati dell'avvocato Picozza, e mi preme ricordare come Vincenzo Trione, oltre che tra i migliori storici e critici del contemporaneo, ha sempre frequentato le tematiche dechirichiane a partire dal suo Atlante metafisico di Schirà del 2004, con uno sguardo sempre attento all'attraversamento tra le discipline, che sfocerà in un bellissimo volume sempre di Schirà dedicato alle città del silenzio, ma anche curatore di mostre. Non mi riferisco tanto al Padiglione Italia della Biennale di Venezia, quanto a mostre sul tema molto inerenti come quella clamorosa di Valencia, dedicata appunto alla metafisica, all'identità della metafisica, dove anche lì la centralità del corpus dechirichiano, oltre che, diciamo, chi ha guardato De Chirico nel corso del tempo. La parola a Vincenzo. Grazie Francesco, grazie a Paolo Picozza, ma soprattutto grazie a Fabio. Io non è rituale, non amo molto fare gli elogi, però in questo caso francamente mi sento in maniera molto sincera di farli. Innanzitutto di farli alla Fondazione De Chirico. In Italia non ci sono tante esistono moltissime fondazioni che lavorano su artisti italiani, ma tendenzialmente o fanno lavori con una finalità mercantile molto chiara. C'è un importante curatore seriale che praticamente oramai dirige quasi tutte le fondazioni d'arte contemporanea in Italia e produce ciclicamente cataloghi che sono sostanzialmente fotocopiati, cioè sono una sorta di opera seriale che viene ripetuta per autori diversi, mentre Paolo Picozza è sorprendente, forse per il fatto di non essere uno storico dell'arte, ha uno sguardo estremamente aperto e laico nei confronti di Chirico, che lo porta da un lato a recuperare questo giacimento sterminato di documenti che attendono ancora di essere esplorati, perlustrati, investigati, ma anche ha uno sguardo audace. Cioè, Picozza ha una istintiva apertura verso quello che non è ancora stato indagato di De Chirico. È quasi più attratto dalla curiosità di esplorare sentieri non ancora battuti che dall'idea di ripetere stancamente dei luoghi comuni della critica. Quindi il lavoro della Fondazione De Chirico in questo mi sembra abbastanza un unicum nel panorama culturale e editoriale italiano.
che ha portato la Fondazione De Chirico da un lato a lavorare su la rivista che meritoriamente pubblica, ma anche a sostenere una serie di progetti editoriali, il libro di Dottori, questo libro importante di Fabio Benzi, e a sostenere e a promuovere una serie di mostre con tagli molto spesso anche, diciamo, eccentrici. Primo elogio, secondo elogio, è l'elogio più sentito in questo, che è l'elogio a Fabio. Beh, devo dire la verità che è molto raro imbattersi in un libro come quello che ha scritto Benzi, molto raro. Intanto credo che sia un libro che nel suo itinerario intellettuale occupa un ruolo importante. E Fabio è probabilmente tra gli ultimi storici dell'arte del Novecento che ha avviato oramai da un bel po' di anni un percorso che lo ha condotto a costruire una rilettura laica, non ideologica, di ampie regioni dell'arte italiana della prima parte del Novecento. Idealmente, tra l'altro con uno sguardo che tende ad essere in qualche modo completo. Ecco dunque che il suo itinerario lo ha portato da un lato a lavorare su futurismo, è autore di un libro che credo tra i più completi che siano stati dedicati al futurismo, credo che sia uscito, vado a memoria, forse nel 2009, in occasione dell'anniversario, 2008, però ricordo che era lì a ridosso, ricordo che lo segnalai sul Corriere quando uscì, e dall'altro lato a lavorare su alcune figure esemplari della prima, diciamo delle prime avanguardie. Dunque su Balla ha scritto un libro molto importante, su Sironi ha scritto dei saggi che secondo me tuttora restano tra i più lucidi e puntuali che siano stati dedicati a Sironi, il libro sull'arte in Italia tra le prime. Un tassello fondamentale in questo mosaico storiografico di Fabio certamente è rappresentato dalla monografia che ora ha pubblicato. Uso un termine che mi si permetta, che è diventato quasi desueto nel mondo accademico. Cioè, io la prima cosa che vorrei sottolineare è che questo è un libro che ha quasi una valenza politica, nel senso che oramai nel mondo accademico si tende, e noi stessi spesso tendiamo a sollecitare i nostri collaboratori, dottorandi, a muoversi su micro pubblicazioni, micro articoli, micro contributi. Ecco, Fabio, recuperando una nobile tradizione storico-artistica, ha ancora il coraggio di misurarsi con l'avventura e insieme l'impresa della monografia non su figure marginali, su qualche figura che talvolta colpevolmente, altre volte in maniera fortunata è stata dimenticata, no? C'è questo gusto del marginale che di tanto in tanto viene recuperato. No, Fabio ha il coraggio di misurarsi con dei giganti. Io credo che misurarsi con i giganti sia sempre una sfida intellettuale molto importante. È una sfida che ovviamente rischia talvolta poi soccombere di fronte ai giganti, ma sicuramente se riesce a svelare dei lati inattesi di quei giganti, probabilmente vuol dire che hai raggiunto il tuo bersaglio. Il libro su De Chirico, diciamo la verità, tantissimi hanno scritto su De Chirico, opportunamente Fabio ricorda una bibliografia sterminata, ma forse nessuno ha avuto il coraggio di raccontare, e qui permettetemi una traslitterazione del sottotitolo del volume di Fabio, le opere e i giorni di De Chirico. Vale a dire che ha avuto Fabio il coraggio di ricostruire De Chirico a tutto tondo. Un'opera omnia, è un'opera omnia, cioè è un libro senza il quale, e bisogna dirlo fuori senza nessun tipo di pudore,
senza il quale nessuno studioso di domani potrà fare i conti. Cioè tutti dovranno, i futuri studiosi di De Chirico, dovranno passare per il lavoro che ha fatto Fabio Benzi. Attenzione, non è scontato raccontare tutto De Chirico. Non lo è per tantissime ragioni, non lo è per pregiudizi che ancora oggi, a distanza di circa un secolo dalla abiura di Breton, continuano a incombere sulla fortuna di De Chirico. Fabio compie una serie di passi importanti in questo libro. Il primo passo, il superamento di un De Chirico buono e un De Chirico cattivo, diciamo così. Fabio in maniera molto laica si misura con l'idea che sia esistita che De Chirico sia una sorta di grande prisma in cui tutte le facce stanno insieme. Per affrontare questo prisma, Fabio adotta l'idea di un racconto apparentemente lineare, cioè si fa guidare in qualche modo dalla biografia di De Chirico. È un libro che, se vedete, ha esattamente una sequenza ordinata dal punto di vista cronologico. Questo chiaramente riconduce la storia dell'arte alla sua natura di essere storia, narrazione. È un libro che si dà come narrazione. E qui vengo invece al passaggio che mi sta molto a cuore dal punto di vista critico. Fabio non è del tutto lontano da due grandi vizi, soprattutto della critica, e da un vizio molto diffuso nella storia dell'arte. Il primo vizio è quello dell'impressionismo. Cioè è un libro che evita del tutto ogni tipo di impressionismo critico. Cioè non c'è nessun abbandono leggero, nessuna allusione vaga, nessun non detto nelle parole di Benzi. Cioè un discorso è molto chiaro, esplicito, sceglie la frontalità del discorso, talvolta prende delle posizioni anche molto severe nei confronti, e tra poco lo accennerò, nei confronti di altri storici che si sono misurati con il caso De Chirico. L'altro aspetto è, contro cui Fabio mi sembra muova, è un certo uso impersonale e senza anima della filologia. Ed è questo un tema delicatissimo, perché la soglia, l'idea di usare l'armamentario filologico per misurarsi con un autore del XX secolo rischia in maniera irrimediabile di inaridirlo, rischia di spogliarlo, di togliergli anima. E qui io credo che questo libro, potremmo stare un pomeriggio a ragionare, a ripercorrere le scoperte di Fabio. Io mi soffermerò in modo particolare su due scoperte che mi hanno molto colpito. Però l'aspetto interessante di questo libro è proprio il metodo. Poi sarebbe auspicabile che questo libro fosse un oggetto di riflessione innanzitutto per il metodo a cui Fabio Benzi si affida. È un metodo che si fonda sull'incrocio tra filologia, confronto con l'opera, confronto con i documenti. Primo aspetto, il confronto con l'opera. Ciò che colpisce di questo libro è che non c'è opera di cui parli Benzi che non sia figlia di un confronto vis-à-vis col tessuto dell'opera. C'è sempre un corpo a corpo, non è mai una lettura in qualche modo orecchiata. C'è sempre un confronto interno al corpo dell'opera. Il confronto con l'opera è come se fosse un cuore del discorso, il cuore del discorso di Benzi, attorno al quale Benzi costruisce un gioco di
riverberi, rifrazioni e corrispondenze, che lo conduce a costruire una trama che iscrive l'opera dentro una serie di echi, di riferimenti ai quali De Chirico ha lavorato, e iscrive l'opera anche in una serie di azzardi, rimandi possibili, ma attenzione, non in cui Benzi non vuole indulgere in azzardi per fare per rivelare una propria originalità ermeneutica, no, è sempre tutto estremamente provato. Cioè Benzi è del tutto lontano da certe approssimazioni, per esempio, della critica tematica, in cui ci si richiama a una figura, un'icona e la si declina in maniera più o meno approssimativa. Su due casi voglio soffermarmi. Allora, c'è un aspetto che mi ha colpito molto del libro, ed è il rapporto tra, le citazioni, quelle che Borges avrebbe chiamato le attribuzioni erronee. Borges, nel racconto su Pierre Menard, conia questo concetto di attribuzione erronea, che io l'ho sempre immaginato come un modo per proporre delle citazioni mascherate. Però, per esempio, nell'Enigma dell'Oracolo, che è un'opera sulla quale tutti in qualche modo ci siamo interrogati a lungo, l'abbiamo investigata, l'abbiamo indagata, ecco, io adesso, leggendo questo libro, a un certo punto ritrovo un approfondimento di una intuizione che Fabio aveva avuto già in un suo testo del 92, un testo quasi giovanile di Fabio, dove recupera un'iconografia classica che viene assunta, rilocata e trasfigurata da De Chirico nell'Enigma dell'Oracolo. E Fabio scrive: il piccolo tempio arroccato su una terrazza ricorda con calzante evidenza, pur nella radicale trasformazione dei singoli elementi, una trasfigurazione che si può constatare anche nella ripresa di Santa Croce, che era la fonte che io ho sempre identificato, la situazione dell'Acropoli di Atene visto dal Tempio di Atena Nike. E via di questo passo Fabio pian piano, e l'apparato iconografico devo dire la verità, è ineccepibile, perché consente un immediato raffronto con l'ipotesi critica di Benzi. Il discorso critico dà valore, cioè non è un'illazione. Le pagine seguenti sono una prova provata di questa ipotesi molto originale, che non era stata fatta assolutamente da nessuno su De Chirico. E poi c'è un altro passaggio che mi ha colpito molto. Io sono un assoluto estimatore dell'ultimo De Chirico. L'ultimo De Chirico, che credo debba molto nella rilettura a un saggio anticipatore, lucidissimo, che aveva presentato Renato Barilli nel, credo, 78 a un convegno sul surrealismo organizzato all'Università di Salerno da Filiberto Menna, a cui aveva partecipato anche Sanguinetti e così via. In quell'occasione Barilli aveva scritto questo saggio che, a parer mio, ha conservato è stato un po' una copista, e se non vado male a memoria pare che lo stesso De Chirico, che nei confronti dei critici era fortemente severo, abbia apprezzato molto il saggio di Barilli. È un saggio nel quale Barilli costruisce un dittico, la dialettica tra originalità e originarietà, e il saggio è costruito tutto su questa dialettica. E Barilli all'epoca, prima di entrare in questa moda di cui a parer mio è rimasto un po' vittima, considerava De Chirico come un pre-postmoderno. Quindi non lo leggeva, come lo ha letto poi Calvesi, come una neometafisica, ma lo leggeva esattamente come un pre-postmoderno. Fabio legge l'ultimo De Chirico ponendolo su una soglia,
Da un lato i rimandi all'universo pop, e questi sono ovviamente, in questo riprende un po' la lezione, anche l'interpretazione di Calvesi sul secondo De Chirico, dall'altro lato ovviamente la neometafisica. Ma in questo capitolo c'è una cosa che mi ha colpito molto, che non conosco, perché diciamo la verità, è un libro giacimento. C'è un libro nel quale tu entri e trovi delle cose, tu ti illudi con nessuno, secondo me nessuno di noi potrà mai dire di aver esaurito il mondo del chimico, ma a un certo punto ti accorgi che molte cose ti sono del tutto sfuggite. Vi cito un esempio: Cocteau. Io ho amato moltissimo il mistero laico di Cocteau, in modo particolare ho amato una frase di quel libricino dove Cocteau dice: De Chirico si comporta come un assassino che dapprima rassicura la propria vittima e poi la colpisce alle spalle. Immagine fulminante. Ma non conoscevo la dinamica relazionale fra De Chirico e Cocteau, e in questo libro Fabio la svela e dice: tuttavia egli, siamo alla fine di questa storia, nel 1976, alla richiesta di un breve pezzo sullo scrittore che Cocteau da inserire nel catalogo di una mostra dedicata agli Inghilterra, si sente ormai in dovere di esprimere un giudizio ben diverso, perché poco prima De Chirico aveva scritto: sono molto riconoscente a Jean Cocteau per l'interesse che mi ha dimostrato, ma devo dire che non approvo affatto il genere di lodi che mi tributa e la spiegazione che vuol dare ai miei quadri. Intanto chi conosce gli artisti sa che generalmente l'artista è affetto da una cosa, che è il narcisismo. Quindi se un grande personaggio come Cocteau ti ha dedicato un peana come quello che Cocteau aveva dedicato a De Chirico, immagini di avere soltanto gioia nella reazione. Invece De Chirico, che evidentemente non era un uomo di facilissimi gusti, critica anche Cocteau per i complimenti che gli aveva fatto. Però poi Fabio trova nell'archivio della Fondazione De Chirico un dattiloscritto firmato da Cocteau in cui De Chirico ripercorre il suo rapporto con Cocteau. Dice: ho conosciuto Jean Cocteau a Parigi nel 1926. Devo dire che siamo diventati molto presto amici. Si è interessato molto alla mia pittura e in seguito ha scritto 2 libri sulla mia arte, nei quali ha dimostrato una grande comprensione di quello che facevo. Ha dimostrato un gran talento come autore di teatro. Ha capito che il lato misterioso dei miei quadri in modo eccezionale, e soprattutto sentiva il mistero dei bagni misteriosi. Cioè è un De Chirico che probabilmente in una fase un po' di ripensamento senile abbassa la guardia nei confronti di Cocteau e va nel segno di una riappacificazione. Mi avvio alla conclusione, e questa è la parte a cui tengo molto. Questo è un libro che, anche quando è severo, è un libro che ha il coraggio di prendere delle posizioni molto dure, molto dure, però con con una profondissima onestà intellettuale. È un libro nel quale si capisce che è del tutto avulso da una serie di dinamiche non sempre limpide e trasparenti che hanno inciso su di noi. E Pensi lo dice in maniera esplicita. Intanto prende una posizione piuttosto severa nei confronti di Fagiolo, senza mezzi termini, e prende una posizione molto severa. A proposito di Fagiolo è chiaro che riconosca anche dei meriti di apripista, ma ne coglie certe ambiguità, come coglie moltissime ambiguità, senza mezzi termini, nei confronti di Baldacci. Su quello ovviamente c'è una presa di posizione estremamente severa, legata anche a delle collusioni che hanno portato Baldacci per fare. È un libro che, guardate che gli storici dell'arte non sempre fanno nomi e cognomi. Pensi con assoluta onestà intellettuale li fa.
Mentre a me sembra che recuperi, lo dice in maniera consapevole ovviamente, la lettura della Metafisica schiarita di Calvesi, che certamente è stato un libro che ha consentito un'apertura negli studi dei chirichiani. Mi pare che non sia sempre generosissimo nei confronti di quel testo che vi citavo di Renato Barini, ma poi semmai mi dirà per quale ragione. L'ultima cosa è che il libro si ferma quando ne potrebbero cominciare altri due. Cioè, è chiaro che questo libro credo che abbia è un libro ponderoso, sono più di 500 pagine, quindi un libro che ha un suo impegno narrativo e storiografico di grande rilievo, ma Fabio lo chiude su un'apertura verso la contemporaneità. Ed è come se invitasse e suggerisse qualcuno a proseguire su questo sentiero. Vi dicevo che è un libro che lascerebbe prevedere due altri libri possibili, che siano delle opere omnie ma con un taglio diverso, che possono avvalersi di questa perlustrazione approfondita di Benzi. Il primo, e Paolo Picozza lo accennava nel suo intervento, sul tema delle teorie, della scrittura critica di De Chirico. Beh, io sono profondamente convinto che De Chirico sia stato tra i più acuti teorici dell'arte, teorici delle tecniche artistiche, ma anche storici dell'arte. In nuce l'avrebbe chiamato Croce. È stato uno storico dell'arte in nuce, De Chirico. E sono convinto che andrebbe in qualche modo raccontato con il passo che Benzi ha utilizzato all'interno di questo libro, affrontando fuori da, diciamo, teoreticismi vuoti. L'altro, ed è un tema che a me sta molto a cuore, sono i giochi di rifrazioni che De Chirico ha generato sul mondo delle arti del XX e del XXI secolo. Non solo rifrazioni laterali, ma rifrazioni consapevoli. La mostra curata da Lorenzo Canova adesso a Torino è un po' un primo tentativo per toccare questo ambito. Fabio cita alcuni autori. Io quando ho lavorato sul rapporto fra gli architetti del XX secolo e De Chirico, ho trovato un mondo di autori che hanno consapevolmente citato, usato e abusato dell'immaginario de chirichiano. E via di questo passo, cioè è un mondo, vi ripeto, non di citazioni orecchiate, di autori che hanno consapevolmente usato diciamo l'arsenale, l'alfabeto metafisico de chirichiano. Ecco, a me farebbe piacere che il libro di Benzi sia da un lato un punto di arrivo per la sua storia intellettuale e per la fortuna critica, come una volta si chiamava, di De Chirico, dall'altro lato rappresenti un punto di inizio a partire dal quale nessuno di noi potrà muoversi senza fare i conti, semmai immaginando anche una integrazione su questi territori di cui parliamo. Tra l'altro con un pizzino il professor Picozza mi diceva che il libro uscirà anche in lingua inglese, e credo che davvero mai come in questo momento anche in tutto nell'universo culturale anglofono un libro del genere potrebbe dare una mano molto rilevante a rileggere, a ripensare, a riscrivere l'eredità di quello che a parer mio resta uno dei pochissimi giganti dell'arte dell'Occidente. Grazie. Grazie. Mi sembra giusto anche chiarire a proposito delle indicazioni date da Trione riguardo così alla corrosività nei confronti per esempio di Maurizio Fagiolo. Ricordiamo che Benzi vede
almeno fino agli anni 80, quando c'è un loro allontanamento, sia per quanto riguarda Maurizio Calvesi, che per fare una sorta di diretta derivazione da Lionel Venturi e quindi dalla banda, no? Breton, dalla banda Breton e Sobi, che trovano concretizzazione poi a distanza. Allora la guerra cominciava nel 26, mi pare, ecco, ma adesso in Baldacci trova, diciamo, un controcanto, cioè di pari livello, ecco, quindi era anche normale che lui avesse questa corrosità nei confronti di quegli aspetti. E poi quando tu indicavi, Vincenzo, il percorso aurorale di Fabio Benzi, mi piace ricordare che lui era stato impegnato per una mostra monografica nel 92 che aveva questo carattere di unitarietà e di lettura complessiva, come il percorso attraverso i 31 capitoli del libro, e la mostra fatta con Maria Grazia Tolomeo, che devo dire, a distanza di quella di Milano del 70 di Smith, no? Fa l'ultima grande mostra, c'era stata anche quella della Vivarelli nei primi anni 80 alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, però insomma quella è stata una ripresa chiarificatrice, un percorso lineare scandito con questa ecco, esattamente, anche contro quella parzializzazione che tu lamentavi nei confronti degli studi e che è quello che lamenta anche Fabio, no? Nella rilettura mai così complessiva, mai così, diciamo, di ripercorso totale, in nome di questa riscoperta dell'eterno ritorno all'ordine, per capire anche il senso del non senso universale, come aveva detto la metafisica schieristica. La parola a Carlo Serenati. Cari amici e colleghi, buonasera a tutti. In effetti il titolo usato da Calvesi nel lavoro che ha appena ricordato Moschini è significativo per tutta la storia dell'esegesi de Chirico, la metafisica schiarita, perché effettivamente chiunque si avvicini a l'opera di De Chirico, sia esso uno storico dell'arte attrezzato, competente, onesto, sia un semplice appassionato o anche un non competente che però comunque profondamente impressionato, insomma, dalla forza, dalla potenza indiscussa di quest'arte, e non può che porsi il quesito sul senso, ecco, sul senso, sul significato. Ma che vuol dire? Del resto questo è incoraggiato da De Chirico, nel quale da giovane, tra i suoi innumerevoli autoritratti, c'è quello famosissimo di lui, Posa melanconica, se la posa melanconica è veramente quella dell'uomo che preme la guancia sulla mano, ma tradizionalmente si tende sempre a dire questo, dove dice qui da mano mi si può enigma est, cioè, quindi non siamo noi che ci sovrapponiamo al maestro. Lui dice in questo autoritratto giovanile, però già pienamente avviato, amo l'enigma e nient'altro al di fuori di questo, quindi è normale dunque che l'esegeta cerchi di penetrarvi, non dico di risolverlo. Mi è capitato tante volte di notare che De Chirico usa lui stesso nel corso della sua vita, su questo Benzi ha scritto ampiamente, sia il termine enigma sia il termine mistero. Il ciclo delle incisioni e dei dipinti che lui ha fatto sul tema delle cabine a mare si chiama I bagni misteriosi, mentre nell'autoritratto c'è scritto cos'altro amerò se non l'enigma. E sembrerebbe che De Chirico a queste due parole più o meno attribuisca lo stesso significato, ancorché letteralmente parlando non è così. L'enigma è un quesito complesso, un processo mentale difficoltoso che però implica una soluzione. Infatti quel giornale che da anni e anni si pubblica si chiama La Settimana Enigmistica, non La Settimana Misteriosa, perché
rebus, un indovinello, implica una soluzione, anzi, tanto più grande è l'enigmista, tanto più è in grado di risolvere il rebus, l'indovinello o quello che sia, di cogliere il bersaglio. E in effetti, mentre il mistero è tale perché non implica, i misteri eleusivi non sono una riunione di persone che parlano di cose strane e incomprensibili, sono probabilmente riunioni di persone che cercano di penetrare in una dimensione che però non è risolvibile nel senso dell'enigma. Ora, in verità, il mistero per antonomasia è la morte, ma dobbiamo ricordarci, e questo nel libro di Fabio si evince, ricordiamoci che la parola principale per De Chirico, e anche per Carrà e anche per altri, ma per De Chirico naturalmente, non è mistero, non è enigma, ma è metafisica. La parola metafisica è utilizzata da De Chirico in vari momenti della sua scansione dell'esistenza ed è fondamentalmente, almeno questa è l'esegesi di molti studiosi, è l'esegesi di Dottori, di Riccardo Dottori, che ha scritto questo libro più volte richiamato, che è stato pubblicato pochi mesi prima del libro di Fabio ed è in profonda sintonia con il libro di Fabio. Emerge dalla Fondazione De Chirico, è pubblicato dalla stessa casa editrice, La Nave di Teseo, che è diventata un po', e devo dire non ha torto, la casa editrice della Fondazione Giorgio Elisa De Chirico, perché è diretta da una ferrarese, Elisabetta Sgarbi, la quale anche iconograficamente è forse la figura più metafisica della letteratura e dell'arte di questa prima parte del Novecento italiano, quindi è certamente l'editrice più adatta. Ma a parte questo, metafisica per De Chirico è un termine che in qualche modo lo ha dimostrato ampiamente Dottori, e Fabio non solo riprende quell'esegesi, ma la nutre di nuovi e validi contributi personali. Discende da Nietzsche in buona sostanza. Fabio ha dedicato molta parte di questo libro, molta parte di questo libro a questo che è uno dei problemi cruciali della genesi del concetto della metafisica. Su questo argomento c'è stato e c'è un dibattito molto bello e tra l'altro molto profondo e positivo, che non ha niente a che fare con gli orribili, spaventosi pettegolezzi che hanno accompagnato la vita di De Chirico, hanno accompagnato tante manifestazioni successive alla sua morte e tuttora, dobbiamo dire, affliggono questo ambito di ricerca, diciamo così. D'altra parte è il luogo comune. Chi non sa niente di De Chirico però sicuramente sa che c'è il problema dei falsi, i falsi veri, i veri falsi, lui che firma una cosa e poi si smentisce. Su questi argomenti, diciamo, che dominano l'immenso polverone di pettegolezzo che accompagna il grande artista, Fabio ha scritto delle pagine molto interessanti. Anzi, vorrei rimarcare il suo merito di studioso. Certo, i pettegolezzi provocano schieramenti violenti, uno contro l'altro. Ognuno accusa l'altro di essere un ladro, un farabutto, un falsario, un criminale, un falsificatore. E potrei andare avanti utilizzando termini che non mi piace utilizzare, ma che tutti possono immaginare. Fabio, che è stato
in certi momenti protagonista non di pettegolezzi ma di polemiche molto forti, polemiche tra l'altro che io di tempo in tempo ho condiviso in modo esplicito, non a chiacchiere, ponendo la mia firma accanto alla sua in certi documenti in cui abbiamo preso una posizione comune contro chi ritenevamo contribuisse in modo grave a non solo ad alimentare questi pettegolezzi, ma a deviarli verso gravi e dolorose situazioni culturali e morali. Ma su questo punto non devo dire niente in questa sede, ma rispetto al libro sì, con rischio e con una sfida considerevole, perché si fa presto, quando si affrontano argomenti così delicati, così pericolosi, si fa presto a entrare in un calderone che poi compromette noi stessi, ci può far apparire partecipi di atteggiamenti, di situazioni che deploriamo e da cui ci vogliamo tenere distanti. Però certo, quando le affrontiamo, quando prendiamo il toro per le corna, insomma è lì, è evidente. Ebbene devo dire, Fabio in questo è riuscito a collocare nel volume tutti quegli elementi che hanno senso storico, etico e filologico e che permettono al lettore di affrontare la lettura di questi fatti, di questi episodi con l'occhio puro, come posso dire, dello studioso, del ricercatore, il quale ancora prima di schierarsi deve capire che cavolo è successo e che è successo. Ma è successo proprio quello che De Chirico in qualche modo ha detto: se la sua arte, il suo percorso si è sempre svolto a partire da quella misteriosa dimensione che ognuno di noi ha dentro di sé, che è quella del malessere esistenziale, del mestiere di vivere, del male di esistere, del desiderio della propria affermazione e nello stesso tempo del timore che la sorte stessa ci contrasti a livello fisico, a livello psichico. La nascita della grande pittura di De Chirico dal superamento di uno stato di profondo malessere che è fisico e spirituale, che confina con quello che poi la scienza successiva chiamerà la depressione, e che lui forse avrebbe chiamato più la melancolia, ed ecco il collegamento con Nietzsche. La dimensione metafisica, spiega Benzi, riannodando tutte le fila di una immensa e molto complessa bibliografia, nasce indubbiamente dalla potente suggestione della figura, non tanto e non solo della filosofia, ma della figura di Nietzsche. De Chirico negli anni tornerà più volte, e questo libro è vero, è veramente una miniera, è stato detto giustamente, lo voglio confermare. Tra l'altro voglio dire tra parentesi quanto sia interessante leggere questo libro tenendo sulle due piatti della bilancia il testo e le note. Fabio è stato saggio in questo, proprio perché vi è un'immensa bibliografia, ha dato al libro un andamento, non voglio dire discorsivo o banalmente narrativo, tutt'altro, anzi il libro è, però tutta quella immensa massa di informazioni, di interferenze con un'infinità di personalità, di letterati, poeti, scrittori, musicisti, scienziati che continuamente vanno a interferire, politici, li riferisce nel testo, ma poi sovente alcuni punti cruciali li dimana nelle note e il lettore curioso e interessato trova nelle note tutta una serie di, devo dire, proprio illuminazioni. Peraltro teniamo presente che Fabio spiega molto bene come il concetto della metafisica in De Chirico sia legato a un'altra parola cruciale: rivelazione. De Chirico respinge, per così dire, l'antico storico concetto della ispirazione che guida naturalmente la produzione artistica e tende a sostituirla con l'idea della rivelazione, dell'illuminazione. Ma questa è Nietzsche, tanto è vero che l'illuminazione di Nietzsche confina con la follia, entra nella follia.
tanto che, studiando attentamente, come è fatto Fabio, De Chirico, noi ci accorgiamo che da un lato Nietzsche non è affatto l'ispiratore unico e esclusivo di De Chirico, anzi lo è di fenomeni che apparentemente sono lontani le mille miglia da De Chirico, e lo sono. Tutto il d'Annunzionesimo, D'Annunzio per primo. D'Annunzio ha pubblicato Il piacere, romanzo non certo di secondo piano, opera somma, nell'89, vale a dire l'anno successivo alla entrata di Nietzsche nella metafisica dimensione, diciamo così, della follia. E De Chirico da questo trae una illuminazione potentissima, il più sapiente dei sapienti, il più grande dei poeti, colui il quale ci rivela una dimensione enigmatica e misteriosa al contempo, paragonabile al pensiero di Eraclito, all'oracolo di Apollo, è Nietzsche, cioè un pazzo. E questa dimensione di una sacra follia dove matura? Negli occhi di De Chirico a Torino, e c'è nella esegesi dechirichiana, e la possiamo seguire perlustrando il libro di Fabio, è continuo il riferimento, è De Chirico stesso che lo dice nei suoi scritti, ma c'è un punto: ma che cos'è la metafisica? Sì, ecco, la metafisica schiarita, ma cioè schiarita in che senso? Perché De Chirico fa una pittura metafisica? Che comincia naturalmente con una lenta transizione da Böcklin alle suggestioni che gli vengono da Soffici. Qui sto parafrasando l'esegesi originale di Fabio. Fabio ha individuato in un certo momento di Soffici un punto cruciale, quando Soffici parla della immensa grandezza e peculiarità di Russo il Doganiere in un suo memorabile articolo che De Chirico legge, e nella lettura che Fabio fa di questo articolo c'è la genesi in realtà di De Chirico stesso. Ma De Chirico transita attraverso Böcklin, fondamentalmente Klinger, sicuramente, certo, attraverso l'ambiente monacense. Viene rafforzata, forse, perché non abbiamo testimonianze precisissime, viene rafforzata in lui la potentissima suggestione di questa incredibile connessione di Böcklin del mondo della mitologia greca, riletto però in una chiave completamente diversa, che si versa direttamente nel mondo borghese e tedesco. Cioè Böcklin la rappresenta in modo estremamente esplicito, vestendo dei panni di un'antichità greca i suoi contemporanei teutonici. E c'è già prestissimo il primo incontro a Monaco di Baviera, quando De Chirico, Giorgio, con Alberto Savinio, giovanissimo, quindicenne, sedicenne, approdano a Monaco, e Fabio rievoca questo episodio, tra l'altro con attenzione critica, però Savinio studiava musica, doveva prendere lezioni di contrappunto da quello che era il più famoso professore di musica in quel periodo a Monaco, che era peraltro la capitale della musica, il professor Max Reger, un severissimo docente, maestro supremo, e Giorgio accompagna Alberto Savinio, che ancora non si chiama Alberto Savinio, e lo aiuta perché Giorgio conosceva già bene il tedesco, ma il fratello no, e Max Reger non parlava italiano o francese, parlava tedesco, anzi quasi non parlava, per fare gli esercizi, rimproverava severamente, e quindi Giorgio lo aiuta, e racconta Giorgio che nella sala d'aspetto del maestro Reger c'erano delle bellissime illustrazioni di Böcklin, e Reger in quel momento stava studiando profondamente Böcklin. Dopo pochi anni scriverà una memorabile composizione su Böcklin, che è anche interessante paragonare, ma tutto questo interessa relativamente. Quello che interessa è
ma la metafisica scaturente da questo incredibile cortocircuito, antica Grecia, filosofia tedesca, post-schopenhaueriana, iniziale. Ma che cos'è? Metafisica vuol dire al di là delle cose fisiche. Ora, cari amici, De Chirico certo non lo dice, ma al di là delle cose fisiche, che ci sta? C'è una cosa che da un lato ci spaventa tanto, ma dall'altra ci può rallegrare la morte. In effetti, ma Böcklin non aveva dipinto l'isola dei morti, non è uno di quei personaggi che sembrano avvolti in un sudario, che sono i morti che vanno verso l'isola, ma un po' che tornano nelle primissime cose. E De Chirico dice a chiare lettere, Fabio su questo ha scritto delle pagine davvero rimarchevoli, che lui racconta la nascita della nuova pittura a Piazza Santa Croce, appunto quando, reduce da una convalescenza di una malattia intestinale di stomaco, sente a mano nel pomeriggio d'autunno, nell'ora panica, è vero, che poi sarà segnata dagli orologi, il momento in cui la luce sembra fermarsi, ma in realtà non si ferma, che è nello stesso tempo il massimo della irradiazione e il massimo della cecità del buio, perché è l'anticamera della morte, ben inteso, perché è l'ora panica, come ben sapevano i grandi maestri francesi, quindi De Chirico sempre si ispira, da Debussy a Mallarmé a Baudelaire, fino naturalmente al maestro dei maestri di tutto questo che è Apollinaire. E se noi leggiamo ciò che Fabio ci racconta del rapporto con Apollinaire, il primo avvicinamento, la lunga attesa di Apollinaire prima di manifestarsi davvero come esigente di De Chirico, e poi quello che dice e dove arriva e dove spinge, fino poi ad arrivare alla tragedia insuperabile apparentemente, e c'è Breton, la storia delle muse inquietanti. Breton che chiede a De Chirico che vuole comprare le muse inquietanti di Giorgio Castelfranco. De Chirico gli dice che costa troppo, non riesce a comprarlo, ma De Chirico dice: ma non posso fare meglio, non l'avesse mai detta, non avesse mai scritto quelle due o tre lettere in cui parla di questo. Fabio ci spiega come Breton, che certamente non era tanto buono nello secolo santo, a partire dalle conseguenze di questa piccola scaramuccia costruisce questo castello diffamatorio, condanna a morte De Chirico, stabilendo che De Chirico è morto nel 1918, e questo va a versarsi poi in quello che accadrà subito dopo, cioè Carrà che si impossessa la metafisica. Long che scrive la recensione al Dio ortopedico e che arriva fino alla commemorazione in Campidoglio, diciamo, questa situazione di incresciosità costante, di malessere continuo che continua a perseguitare quest'uomo così spiritoso, aereo, divertentissimo, che più passano gli anni più sembra Alfred Hitchcock quando presentava i suoi film, il burbero benefico, un po' superiore a tutti e nello stesso tempo dolentissimo, tristissimo, insuperabile, fino a sentirsi dire da Giulio Carlo Argano, insomma, che Fabio naturalmente ci racconta, perché ci racconta tutto, anche dei pettegolezzi, ma ce lo racconta la storia. Pochi mesi prima della morte, De Chirico compie 90 anni, siamo nel 78, era nato nel 1888, viene commemorato il Campidoglio. Argan, che anche lui, insomma, sì, maestro sommo di una cosa alla quale ci inchiniamo, ma non gli risparmia la consegnatura, e parlando di De Chirico dice: beh, è il fratello del grande artista Alberto Savino. Naturalmente non mi risulta che Argan fosse cattivo, ma in qualche modo tende però, ecco, a continuare quel ridimensionamento, quel freno, posto invece sul tutto sommato sempre ribollente questo. Poi ci fu Calvesi che fece un bellissimo discorso. Calvesi ha sempre studiato con grandissimo amore e passione De Chirico, e dobbiamo dire che Fabio gli rende omaggio, anche se naturalmente
ne rivede alcune tesi, come quella della origine prima del pensiero metafisico dall'ambiente di Papini, che è una delle tesi predilette da Calvesi, ridimensionata da Saniciano. Fabio saggiamente cita con rispetto a questa tesi, ma ne dimostra una certa fragilità, una certa forzatura. Ma Fabio d'altra parte dice una cosa che è fondamentale: sì, l'enigma, il mistero, ma la verità è che non c'è da fare tutta questa grande analisi cronologica sul De Chirico, ma De Chirico stesso lo dice. Conta una sola cosa, raccontare la pittura. Non state a perdere tempo a cercare cosa significa male. Poi Fabio spiega benissimo tutti i simboli, anzi con alcune cose esegetiche bellissime, come l'approfondimento dell'uso di certi oggetti versati in stile, come dire, proto-surrealista, tremontiano, in certe opere di De Chirico. Prima fra tutte il capolavoro dei capolavori, a mio avviso, il ritratto di Apollinaire, dove la sagoma della figura di Apollinaire è già un centro, un bersaglio che poi è l'occhio, e su questo concetto del bersaglio, del tiro a segno, come veicolo di colpire le opere di De Chirico, Fabio ha scritto delle pagine molto interessanti. Tra l'altro Fabio insiste molto sul fatto di tenere sempre molto connessa tutta la parabola chirichiana all'origine greca. De Chirico è nato a Volos, certo la differenza italiana, ma Fabio spiega bene che non è affatto un caso quella nascita, e mai è stata sentita come caso. L'antica Grecia, saltata su Firenze, saltata su Parigi, è sempre il passo continuo, se mi si passa la metafora, nella lettura di Fabio, di questo grande maestro. E leggendo il suo libro mi è venuto da pensare, e lui rimarca molto nel ritratto di Apollinaire questo dato del bersaglio, che poi ci riporta alle origini di tanti momenti della pittura, il colpo d'occhio. Ebbene, ma molto colpito leggendo all'atere del libro di Fabio che quando De Chirico stava venendo fuori dal greco, ci furono le prime Olimpiadi moderne nel 1896. Ebbene, tra le specialità olimpiche c'era, pensate un po', il tiro al bersaglio. C'è questa antica disciplina classica fu ripristinata insieme alle altre, la corsa e il salto, dal barone de Coubertin. Ora io non so se De Chirico praticasse lui stesso questo sport o abbia visto le Olimpiadi, però insomma è interessante che personaggi che viaggiano in parallelo con De Chirico in quegli anni, non so se sono andati a vedere le Olimpiadi, li troviamo a vedere, pensate, D'Annunzio, Kafka, che si sviluppa esattamente in quegli stessi momenti, sono transitati per la Grecia. Chissà quante suggestioni. Del resto il grande racconto di Kafka si chiama La Metamorfosi, ed è la stessa radice della metafisica. Però in quel caso è una trasformazione. Nel caso di De Chirico è una esplorazione nel regno di cui ci parla l'oracolo, ci parla il dio Pan, ci parla l'ora fatale in cui il tempo si ferma, in cui le figure diventano ombre, come nel teatro delle ombre, che poi tra l'altro furoreggiava pure a Parigi in quel tempo. E noi ci chiediamo: ma che significa? Fabio ci accompagna nel suo libro non per dare una risposta univoca a questo quesito, ma per farci capire che la risposta di questo quesito è in una domanda. E l'interrogazione che lo storico fa alla vita e all'opera di De Chirico, ecco che il titolo del libro di Fabio assume senso profondo al termine della lettura, si presenta ai nostri occhi in questo senso. E la grande interrogazione che lo storico pone, al di là della polverizzazione del tempo e della mortificazione del tempo,
a chi di quella mortificazione ha tentato di fare una sorta di idolo lontano, di allontanamento, in questo gioco singolare tra l'infanzia latente e la morte incombente. In questo sottile crinale si svolge la parabola del grande artista, e non c'è dubbio che il libro di Fabio Benzi è un punto di riferimento negli studi orientati in tal senso. È talmente immensa la produzione e la tematica sviluppata da De Chirico che non avrebbe senso tentare di esplicitare ogni cosa. Andava tenuto un filo conduttore, un filo di Arianna. Diciamo che in questo senso, nella immensa e sovente magnifica bibliografia tecnica, questo libro ha la pretesa di porsi come un riferimento. Direi ripartire. Grazie. Buonasera, grazie a tutti di essere venuti con questo caldo. Apprezzo, che noi apprezziamo la tenacia e il coraggio che avete dimostrato. Ringrazio Claudio Strini e gli amici che hanno parlato e devo dire sono veramente commosso di come hanno parlato del libro. Effettivamente è un lavoro, come avrete capito, molto lungo, ma loro mi hanno veramente colto degli aspetti non così scoperti, davvero molto intrinseci e molto interni rispetto al meccanismo del libro. Cosa dire? Vorrei segnalarvi un paio di cose che magari ovviamente non sono messe, non potevano emergere. Una è l'esegesi delle muse inquietanti, di cui miracolosamente ho trovato la fonte e il significato. Ed è stata piuttosto stupefacente, sta ad Atene, come qualsiasi cosa di De Chirico la si ritrova ad Atene. Guardate, io ho ritrovato persino Nietzsche ad Atene. Atene era una città che all'inizio del secolo, adesso uscirà un mio articolo apposta, non l'ho voluto mettere nel libro, l'ho solo accennato, su storia dell'arte. Ad Atene c'erano degli intellettuali, per esempio un poeta famosissimo che si chiamava Palamas, che non solo era amico intimo di un cugino amicissimo, di un cugino del padre di De Chirico, che aveva uno strettissimo rapporto con il padre di De Chirico, ma che era talmente nicciano che la figlia piccola, fate conto, 8-10 anni, lo chiamava Monzaratustra a casa, tanto per dire. E questo era il rettore dell'università dove De Chirico andava dove andava, perché il Politecnico era parte dell'università, la Accademia delle Arti era parte del Politecnico, eccetera, eccetera. Sicché tutto alla fine, per un filo di Arianna, come diceva Claudio, alla fine in questo percorso labirintico lo ritroviamo che ci porta ad Atene, a una cultura ateniese e non a un'infanzia, perché lui se ne va via a 18 anni, ragazzi. Io a 18 anni, tu a 18 anni avevamo già fatto la nostra, come posso dire, la nostra storia era già segnata, cioè le nostre letture, i nostri interessi, i nostri indirizzi, no? Non è che... E questa è una cosa, e anche le muse inquietanti stanno lì, nel museo di Atene. Lo leggerete, insomma, se volete il libro. E poi un'altra cosa che è stata
una scoperta, devo dire che questa piuttosto, davvero secondo me molto interessante. Per il suo periodo barocco De Chirico parte da Schopenhauer, cioè quello che si credeva un dirazzamento di De Chirico, cioè una deviazione, in realtà è frutto delle stesse meditazioni filosofiche che hanno incardinato la metafisica, svolte in un altro. E questa è una cosa che De Chirico ha sempre nascosto, ma che verso Mucci, che chi è pratico diciamo di cultura romana tra le due guerre conosce bene, personaggio intelligentissimo, amico dei surrealisti, letterato sottilissimo, scrive un articolo dove è evidente che aveva parlato con De Chirico, perché De Chirico gli aveva raccontato da cosa partiva, e scrive questa recensione che era stata finora persa, 1000 recensioni di De Chirico, che rivela questo indirizzo di De Chirico, di nuovo uniformante, no? Comunque volevo, rispetto a quanto mi facevi notare su Barilli è un grande precursore. Non dimentichiamo che Barilli non solo su De Chirico ma su molti temi da ritorno all'ordine, al Liberty, è arrivato prima alla Possaglia sul Liberty, studiando in maniera molto intelligente queste cose. Lui è stato un precursore ultravioletto, ha sempre compreso. In realtà non mi era funzionale il discorso, semplicemente non c'era nessuna cioè non ho trovato il modo di inserirlo, perché appunto la bibliografia è immensa e quindi citare tutti era impossibile. Naturalmente però hai ragione, forse si sarebbe potuto rendergli un omaggio in questo senso, è che all'epoca gli studi di chirichiani erano veramente polarizzati, no? In tre poli in realtà, uno contro De Chirico e due erano quelli di Fagiolo e di Calvesi. Sono quelli che hanno riscoperto. Io non è che me la prendo tanto, cioè mi è sembrato di capire che forse si è interpretato un po', cioè, giustamente quando ho notato, come io correggo anche delle interpretazioni di Calvesi che non sono pertinenti, ne correggo anche alcune di Fagiolo, ma entrambi hanno avuto un ruolo molto importante. Questo non è la mia intenzione davvero sminuire nessuno, però gli errori è importante che gli errori vengano sottolineati, perché altrimenti la visione storico-critica e la visione dello stesso rimane sempre un po' persa nella nebbia, se uno non corregge esattamente certi errori con decisione, come giustamente tu sottolineavi. A volte è vero, molti non fanno nomi, io invece non mi preoccupo di farlo, ma è giusto, spero che qualcuno faccia il mio, anche in senso tutti sbagliamo ovviamente, e quindi è giusto che i nostri errori vengano segnalati, perché nessuno li ripercorra. Comunque davvero grazie a tutti, non so se forse ci sono delle domande, delle chiarificazioni che qualcuno vuole. Intanto che qualcuno prepara, volevo fare un'osservazione, e credo che fosse nelle memorie della sua vita, De Chirico 62, questa frase: riprendo a scrivere le mie memorie, cioè a narrare cose viste, udite, lette durante quasi 3 lustri, ed a esprimere la mia opinione con chiarezza, sincerità e coraggio su persone e fatti che ho avuto agio di conoscere e osservare. Credo che Fabio Benzi invece non abbia avuto bisogno di 3 lustri o una scelta pluridecennale, perché credo che sia stato da quando a 4 anni ha cominciato a frequentare De Chirico da Fernanda Floquet, perché altro outing che ha fatto è che
lui forse dipingeva da piccolo e prendeva lezioni di pittura dalla cugina di De Chirico, per cui non è molto chiaro, non è un garbato di brodo se fosse una delle case dei cogenitori in cui De Chirico veniva o se era la casa al mare dei miei genitori, non ho quella di Roma, era la casa al mare. Ce ne sono da raccontare di divertenti. Per aver cominciato da allora, diciamo, ad occuparti di De Chirico. Sì, in effetti sì. Se qualcuno vuole fare domande? Volevo dire una cosa che io invece l'ho dimenticato, ma è una notizia per me importante per il discorso. In questo momento 3 opere di De Chirico si trovano nella casa di tutti al Quirinale. La grande scultura degli archeologi, che è una cosa immensa, un grande scalone, ma 2 quadri li abbiamo messi in prestito comodato per 3 anni nell'anticamera del presidente Mattarella. E uno rappresenta sempre gli archeologi che non si capisce se si umanizzano o disumanizzano, perché c'è un braccio incarnato, però il discorso può essere ascendente o discendente. È un quadro che fa bene in Italia, che si chiama Porte, nel senso che si vedono dei guerrieri, le cose greche, quasi che una difesa, e questo mi fa venire in mente l'inno d'Italia. Allora il fatto di avere 2 quadri di Chirico nell'anticamera del Presidente, dove forse non saranno visti da grande massa del pubblico, per me è un bel riconoscimento che l'Italia, che è stata sempre totalmente insensibile su De Chirico, non dimentichiamo che il maggior riconoscimento l'ha fatto la Francia, c'era l'Accademia di Francia. È una notizia che avevo messo prima di dare, ma che ritengo molto bella, così un po' occidentina sulla torta. Beh, persino l'Inghilterra fu nominato accademico, no? Alla Royal Academy. In Italia invece non ebbe praticamente alcun riconoscimento inquietante. Claudio ricordava prima questa celebrazione dei suoi 90 anni, dei 90 anni di De Chirico in Campidoglio. Beh, io c'ero e io ti le racconto e l'ho sentita con le mie orecchie quelle parole di Argan, e questo già all'epoca ero giovane molto, e già all'epoca mi sembrarono come un stonate, non so come dire, no? Davanti a un grande artista, quando vengono celebrati i 90 anni, tirar fuori delle piccolezze così, no? Era davvero stonato. E forse da lì è iniziata appunto la riflessione su quanto di sbagliato ci fosse nell'esegesi di De Chirico. È stato anche accademico di San Luca, con qualche criticità all'interno, e con il salvataggio in estremi di Giovanni Muzio, che è il progettista poi sede della Triennale di Milano, quando da Biennale delle Arti Decorative di Monza, nel Parco Reale della di Monza, si trasferisce nel 1933, diventando 5ª Triennale dopo le 4 edizioni della Biennale di Arti Decorative. Bene, credo che possiamo chiudere la serata, grazie al pubblico.